Possiamo andare? Allora, comincio col dire, vabbè, chiaramente buongiorno a tutti. Stiamo tentando una nuova fase di comunicazione per i cittadini, visto che l'ultimo decreto del governo ha obbligato a casa altre migliaia di persone. È bene, insomma, che ci sia una comunicazione diretta e un aggiornamento legato specificatamente alla città di Venezia e per quel che è possibile anche a tutti i comuni della città metropolitana. Allora abbiamo pensato, noi abbiamo organizzato, l'abbiamo chiamata un gabinetto di guerra, perché di questo si tratta, per cui cercheremo in questa mezz'ora barra ora, insomma, la facciamo alle 4 di tutti i giorni, l'idea è che sia fatta tutti i giorni, per venire incontro alla richiesta di informazioni e anche forse di dialogo con le persone, cercando anche di rispondere alle domande più frequenti. Mi sono fatto una scaletta, vi chiedo scusa un po' di artigianalità, per cui non sappiamo bene come dobbiamo fare, ma cercheremo di tenere questa scaletta poi tutti i giorni per fare aggiornamenti sui vari servizi e sulle varie domande che i cittadini ci propongono. Diciamo subito che questa trasmissione è in diretta su Facebook e contemporaneamente in diretta su Televenezia, per cui ringraziamo tutti i tecnici che ci aiutano a fare questa diretta, e poi nei prossimi giorni magari con una telecamera facciamo vedere questa che è la sede della famosa Smart Control Room che abbiamo voluto fortemente, abbiamo finanziato e abbiamo costruito. Non è ancora finita perché purtroppo i lavori, mancava lui o poco, però poi è arrivato il coronavirus e si sono bloccati. Per fortuna però ce l'abbiamo e possiamo coordinarci, siamo al tronchetto, in maniera tale che abbiamo a disposizione le barche se ci servono per andare in giro per la laguna o per le isole a verificare se ci sono temi o complicanze di qualche tipo, ma anche in terraferma, perché anche qui abbiamo il corpo della polizia locale che si sta trasferendo da Poerio e qui sarà la sede centrale, per cui abbiamo un'organizzazione pratica e così nei prossimi giorni piano piano voi siete a casa, vi facciamo vedere un sacco di cose della città, magari andiamo a vedere anche effettivamente i comportamenti secondo me buoni della stragrande maggioranza della città. Un ulteriore tema importante è quello di ricordare a tutti che io sto ricevendo delle polemiche e io devo rispondere solo a questa per dire dove sono stato. Beh, in questo mese sono stato al lavoro, solo che come tutti sapete non si gira, non è che vado a stringere mani o a fare cose strane, vado a controllare i servizi essenziali della città. Dove sono stato, la sede principale l'ho messa alla Carbonifera, a Mestre, perché sono i luoghi principali del comune per le parti operative e io, sapete, sono operativo e abbiamo dovuto fare ragionamenti molto seri con tutte le partecipate, in primis con la CTV, ma anche ovviamente con Veritas per i servizi di pulizia, che per fortuna erano già partiti, ho fatto vedere dei filmati, ma adesso prossimamente con queste trasmissioni abbiamo tempo, anche perché voglio ringraziare gli uomini e voglio farvi vedere come siamo organizzati, cioè un lavoro quotidiano, non è una volta ogni tanto, viene fatto in un lavoro sistematico, sia nelle isole, nel centro storico, sia anche ovviamente in terraferma, in tutte proprio le città di Venezia. Dico questo non per qualche motivo di rivalsa, soltanto che rifiuto nel modo più assoluto che il lavoro di una persona che fa gratuitamente, tra l'altro, da 5 anni, che si impegna dalla mattina alla sera, possa essere sostanzialmente offeso da alcune persone che io ritengo meschine. E lo devo dire, lo dico ai cittadini in maniera chiara. Per cui speriamo di chiudere sta polemica. Se eventualmente avete bisogno vi faccio vedere giorno per giorno, ora per ora quello che ho fatto. Non ho bisogno di suonare la signora X che continua a offendere. Io lavoro e mando avanti la città. La mandiamo avanti in un momento, lo racconto perché è andata così, da un momento che doveva essere di festa, di carnevale, è arrivato un decreto che chiudeva la città. Abbiamo iniziato da lì una escalation sempre peggio purtroppo perché il virus è diventato sempre più virulento. Abbiamo scelto di lasciare, ma è una scelta tra l'altro obbligata, la delega non ce l'abbiamo noi, abbiamo scelto che siano le autorità sanitarie, che sono per quanto riguarda la regione di competenza della regione Veneto e per quanto riguarda lo Stato del Ministro della Salute.
abbiamo scelto di ottemperare alle loro decisioni sanitarie. Io non sono medico, ovviamente come tutti di voi le nostre idee, ci siamo fatti le nostre cose, ma non sono qui in qualità di nulla per parlare di cose sanitarie, perché non mi sentirete parlare di cosa è il coronavirus. Okay? Posso dire a tutti che sto bene, sono sempre stato bene, lo dico anche con una certa serenità, ma non perché dico che purtroppo abbiamo una serie di dati che tutti sapete, insomma 20 ore al giorno così, però dobbiamo raccontare anche come funziona la città. E allora questa escalation ha costretto la città continuamente a un ripensamento dei servizi, a una ristrutturazione dei servizi che non è servita, cioè non si fa in un giorno, non si fa in un'ora, non si fa con una riunione, si fa con un continuo aggiornamento. Praticamente la situazione è andata sempre più impeggiorando e noi abbiamo dovuto ristrutturare continuamente, come sul Tagadà. Siamo saliti sull'ennesimo Tagadà, solo che stavolta non c'erano gli stivaloni, c'erano i conti, c'erano i numeri, ci sono tanti lavoratori, c'era un tema di finanza, c'è un tema di risorse, c'è un tema di paura, c'è un tema di preoccupazione, di panico. E poi ci sono i servizi essenziali. Noi abbiamo mandato avanti la città. Non l'ho detto, ho detto e continuo a dire, filo governativo qualcuno mi dice non è vero. No, è così, perché se volessi polemizzare direi altro. Semplicemente faccio, e chiudo qua e poi vi racconto un po' le cose legate al comune. Dico solo, guardate, avremo tempo anche adesso questi giorni di sviluppare questi temi. Ho solo detto al governo che su alcune manovre siamo preoccupati e offriamo la nostra disponibilità. Il tema della cassa integrazione non vale solo per i dipendenti delle partecipate, del comune, queste cose qua, perché il comune poi tra l'altro non ha, poi lo diremo anche i numeri dello smart del lavoro a casa che abbiamo messo, eccetera, anche lì gradatamente, perché non sembrava che dovesse essere così pesante. Ma ci sono anche tutte le aziende private. Allora abbiamo detto che quelle 9 settimane che il primo decreto dice, ci sembra che non abbiano quella sostenibilità economica sufficiente per la cassa in deroga. E allora abbiamo detto, guardate, appostate più risorse su questa roba. Mi pare di non essere l'unico, però questa diventa una critica propositiva, non negativa. Ma la cosa che ci preoccupa di più è che la filiera turistica non è sufficientemente attenzionata. Siccome si sta dicendo, si starà scrivendo, immagino, ma è un'immaginazione, un decreto di rilancio dell'Italia, diciamo, guardate che vorremmo essere sentiti anche noi, le grandi città italiane, perché probabilmente può essere utile, ma lo dico anche qui, con grande umiltà, con grande non so, disponibilità, dico forse scriviamoli insieme e finanziamo fortemente le casse, la cassa integrazione dei dipendenti ordinari, dei dipendenti straordinari, di quelli che sono in cassa in deroga. Tutta questa gente, ci sono le partite IVE, oggi è stato fatto un provvedimento di 600 euro che oggettivamente veramente sono briciole, lo dico così per essere il meno offensivo possibile, ma possiamo immaginare che questo duri solo 9 settimane nel settore turistico? È chiaro che nel nostro caso questa situazione preoccupa tantissimo la gente. Non è il primo pensiero, perché uno dice c'è la salute prima, sì, ma fra qualche settimana arriviamo che siamo usciti da questo tunnel. Allora va pensato adesso come uscire da quel tunnel, perché fra qualche settimana passa e ci siamo. I bambini torneranno a scuola, anzi li voglio salutare con grande affetto perché so quanto nervosi saranno, guarda, sono bravissimi, bravi loro e brave le mamme soprattutto a tenerli a casa. Voglio anche ringraziare tutti quegli insegnanti che continuano a dar compiti, che continuano a fare lezioni, per ognuno si organizza come può. Beh, questa è la parte anche, se vuoi, che ci ricorderemo, se dire bella mi sembra esagerato, ma insomma comunque è particolare. Io mi ricordo negli anni 70 quando c'è stata la crisi petrolifera, si andava tutti a piedi, ancora oggi nella mia generazione ce lo ricordiamo ancora, per cui penso a quei bambini e dico vabbè, c'è qualcosa che in qualche modo per sollecitarli ha un'idea positiva. Qui alle mie spalle adesso io farei partire quei lavori, ma avremo modo di raccontarli, magari farli vedere meglio, quei lavori che ci sono arrivati dei bambini sul concorso che abbiamo fatto, disegna un'idea di prospettiva. Li faccio vedere così, ce ne sono arrivati tanti, qualche centinaio, avremo modo magari in televisione nei prossimi giorni di farli vedere meglio. Però insomma intanto vi ringrazio perché ancora una volta si vede che i giovani sono quelli che hanno anche voglia di darsi da fare, di crederci. E la stessa cosa dico, bambini, ragazzi, non andate a trovarli, ma fate una telefonata ai nonni se è possibile. Gli mandate un saluto insomma, e loro non vedono l'ora, insomma. Però è chiaro che i nostri nonni sono le persone da difendere di più
E per cui ecco, stare in casa è una cosa assolutamente determinante, perché adesso sarebbe un peccato vanificare almeno questo, lo sforzo generale che si è fatto. Per cui quelli che non hanno necessità di andare a lavorare o hanno veramente i 10 minuti o l'ora, quello che serve per andare a fare la spesa, restate a casa, questo è evidente. Oggi io partirei allora da un minimo di aggiornamento soltanto di numeri sanitari legati alla nostra città. Diciamo sono quelli che noi abbiamo un po' recuperato, abbiamo diciamo, quello che può essere utile. Adesso oggi ci sono arrivati gli elenchi delle persone in quarantena, non c'erano mai stati dati, adesso ci sono stati dati, ovviamente sono elenchi che a noi servono per fare due tipi di azioni. Uno, le verifiche, i controlli, perché lo ripeto, le persone che sono a casa in isolamento fiduciario sappiano che loro non possono proprio uscire di casa, mai, in nessun modo. E questo loro lo sanno bene. Noi diciamo che adesso siamo stati anche delegati a fare ulteriori controlli, perché devono stare a casa queste persone. E dentro in casa devono essere, possibilmente, per quello che è possibile, isolate dal resto della famiglia. E in Comune di Venezia sono 1243 persone. In città metropolitana, cioè nel totale dei 44 comuni, sono 3489. Poi magari domani entriamo meglio nelle statistiche, voi le vedete tutti i giorni, per cui io di questo francamente sono per il momento, vi diamo un aggiornamento domani, se no perdiamo magari troppo tempo su sta roba qua. Diamo qualche informazione sulle mascherine. Allora, sulle mascherine, diciamolo, ci sono due tipi di mascherine. Ci sono le mascherine che ci ha dato la Regione, ci sta dando la Regione. Ce ne sono state assegnate un numero consistente legato al numero di cittadini della città metropolitana, circa 800.000. Nella realtà ci vengono consegnate a rate. Allora, come l'abbiamo organizzata intanto questa distribuzione? Arrivano dal centro di distribuzione di Padova e arrivano nei centri della città metropolitana, le smistiamo come città metropolitana, voi sapete che io sono anche il sindaco della città metropolitana, e le diamo nei 7 mandamenti, quindi li mandiamo nel Portogruarese, nel Sandonatese, a Quarto, a Venezia, in Riviera, il Milanese, Chioggia, Cavarza e Recona. Poi lì vanno i sindaci dei vari comuni a ritirare il pacco che gli viene assegnato di volta in volta. Non ci sono state date tutte, ma ci vengono date a rate, man mano che la tipografia le stampa. Ovviamente va comunque ringraziato il Presidente della Regione per questa iniziativa e anche Fabio Franceschi, tra l'altro che conosco, della Grafica Veneta, che ha fatto quello che ha potuto, ma diventa una cosa importante perché veramente non c'era nulla. A noi non è stato dato niente fino adesso, quindi questo comunque è importante. Il problema qual è? Come le distribuiamo? Allora, queste mascherine non sono sigillate singolarmente, sono date a pacchi di 50 con dei fogli bianchi. Allora abbiamo pensato per dare subito un'immediatezza alla distribuzione, di consegnarle, parlo di queste mascherine della Regione Veneto che vanno in qualche modo agli abitanti che poi vanno a fare la spesa, quel poco che possono uscire. L'idea è quella noi li abbiamo, come Comune di Venezia, li abbiamo distribuiti nei centri, negli uffici, nei luoghi commerciali aperti. L'abbiamo fatto con dei numeri di questo tipo che adesso vi dico. Sabato, che ci è stata data la prima fornitura, abbiamo distribuito 19.000 mascherine a Bissuola, a Cassabbioni, Campalto, Carpenedo, Chirignago, Corso del Popolo, Dese, Favaro, Malcontenta, Marghera Centro, Altarutta, Serra, Trivignano, Viale San Marco. Qui abbiamo mandato i 70 volontari della Protezione Civile e hanno distribuito dove hanno trovato aperto, dando pacchetti di 50 mascherine. È chiaro che è poco ed è probabile che poi non si trovino perché sono numeri piccoli, perché sono tanti 19.000, ma noi siamo 260.000 cittadini, per cui c'è inutile a prendersela. Cominciamo e noi avevamo pensato diamole dove le persone intanto cominciano ad andare e si muovono. La stessa cosa, sempre sabato, sono state distribuite a Burano, a Dorsoduro, alla Giudecca, Lido di Venezia, Mazzorbo, Pelestrina, San Polo, Sant'Elena, Sant'Erasmo, Santa Croce. Qui sono state date 10.550 mascherine. Questa distribuzione è completamente gratuita, abbiamo dato ordine agli esercenti e commercianti aperti di darne massimo 2 a testa.
cioè una dovrebbe essere a persona, però magari qualcuno dice ho la moglie a casa, ne diamo massimo 2. Vanno finite subito, purtroppo questo è il momento. Adesso abbiamo distribuito anche alle farmacie di Ames e anche a tutte le farmacie private, sono circa 80 farmacie tra le 11 di Ames nostre, 15 sono le nostre farmacie, ma insomma del territorio generale, una è anche a Salzano, insomma dico, e più l'abbiamo dato però anche a tutte le altre farmacie private, con la stessa logica. Adesso daremo ancora soprattutto alle farmacie per poterli distribuire. È chiaro che non serve fare gli assembramenti, ce ne saranno, arriveranno mascherine, cioè queste sono quelle che noi possiamo fare, continueremo a distribuirle diciamo a rate man mano che ci arrivano. Ieri abbiamo fatto Cassabbioni, la municipalità di Favaro, il quartiere Pertini, via Garibaldi, però sono sempre numeri modesti rispetto al numero dei cittadini, perché è chiaro che Lido di Venezia 3.000, abbiamo dato 10.500 alle farmacie Ames e 7.700 alle altre farmacie private. Oggi abbiamo distribuito anche 2.800 mascherine alle edicole di Venezia, che anche quelle sono un presidio. Ringrazio gli edicolanti di Venezia per il grande sforzo che fanno, diventa un servizio sociale, perché ecco, sappiate che chi tiene aperto in queste condizioni non lo fa certo per il guadagno, insomma, questo è evidente. Poi ci siamo procurati invece come comune, attraverso l'amicizia, il gemellaggio che abbiamo avuto da tanti anni con la città cinese di Suzhou, io in cinese non c'è. Vabbè, ci hanno dato, abbiamo distribuito mascherine che sono arrivate da là gratuitamente, ci hanno dato, sono arrivate, le abbiamo date alle case di riposo, alla Caritas, al Don Vecchi, a Villa Querini dove abbiamo i servizi sociali, a Veritas abbiamo dato una mano ancora perché servizio prevenzione, agli Empoli di solidarietà, qualcosa abbiamo distribuito al mercato ittico, al mercato ortofrutticolo, al mercato di Via Fappani, al mercato di Marghera, qualcosina ai tassisti, ai trasportatori, il minimo che abbiamo. Continueremo a loro e anche ad altri che poi vediamo che ci chiedono, operatori soprattutto, che mandano avanti i servizi essenziali della città. Ecco, il lavoro che ho fatto è stato anche questo, cioè quello di riuscire in qualche modo a tenere aperto l'approvvigionamento di quei commercianti, penso a quelli di frutta e verdura o all'ingrosso del pesce, cioè sono servizi essenziali, per cui ringraziamo. E attenzione che non c'è solo il commerciante, c'è anche quello che trasporta la cassetta di pesce, la carica, c'è poi chi lo va a prendere, c'è chi lo porta, cioè la situazione è comunque molto complicata. È chiaro che oggi abbiamo pensato di fare un ulteriore scatto, proprio perché questo decreto adesso chiude molte aziende per obbligo, e per cui è evidente che siamo costretti a parlare di più con i cittadini che sono a casa, insomma. Ecco, prossimamente chiaramente sulle mascherine saremo ancora più precisi e vi terremo aggiornati domani, e sempre di più facciamo dei punti di chiarimento di dove andiamo a distribuire, però in linea generale cerchiamo di distribuirle alle persone che sono, alle attività che sono aperte. Eventualmente possiamo anche immaginare che nello stesso commerciante possa fare una qualche prenotazione di chi è andato, vedremo un po' che tipo di, magari sentendo anche loro e vedendo come sta andando questa consegna. Poi abbiamo deciso di istituire, l'avevamo già cominciato per fortuna, sul sito www.dime.comunedivenezia.it, per cui il sito è Dime, è uno spazio dentro il sito del Comune di Venezia, c'è tutta questa, diciamo, trasparenza amministrativa dove voi potete trovare, ecco, forse ce lo riusciamo a vedere, se riusciamo a inquadrarlo si vede, dove abbiamo una serie di servizi e all'interno di questo abbiamo inserito un servizio che sono l'elenco delle attività che fanno servizi di consegna a domicilio. Anche lì ci sono cibo pronto e alimentari. Questo è chiaro, sono servizi che poi è il privato a gestire. Ecco, questa è la prima lista, magari su questo, se voi comunque andate sul sito di Dime, lo trovate anche poi molto chiaro. Scusa, posso rivedere la lista di prima per favore? Perché sulla lista di prima, qui abbiamo cominciato, diciamo pure a tutti, ai commercianti soprattutto, che fate questo servizio che è molto utile per i cittadini, per gli anziani, ma anche per chi insomma in qualche modo che possa telefonarvi. Per cui qui abbiamo, adesso faccio un esempio, leggo l'elenco di quelli che abbiamo aggiornato oggi. Abbiamo la drogheria Caberlotto,
abbiamo inserito il numero di telefono, c'è l'email e c'è scritto consegna a domicilio. È chiaro che poi, questi sono rapporti che intervengono tra il cittadino e il commerciante, le modalità d'uso, eccetera. Se poi c'è qualche disservizio, sappiate che noi abbiamo un numero che si chiama, che il numero è 041041, che è il numero di Dime, dove c'è un'organizzazione che per fortuna avevamo già messo in piedi ancora a ottobre e che sta funzionando a pieno ritmo. Arrivano circa 600 telefonate al giorno per evidentemente urgenze, per necessità complicate, per capirci, insomma. Ecco, a questo numero eventualmente ci potete anche riferire per capire qual è, se mi lasci l'elenco per favore, perché a quel numero potete anche dirmi la qualità del servizio che poi viene fatto, anche perché se ci sono dei disservizi poi eventualmente li facciamo presente. Macelleria Carpitella, mercato agricolo coperto di Campagna Amica Venezia, AEO dalla Costa, generi alimentari in via Castellana, Zelarino, Ortofrutta Piera e Flavio, fruttivendola, Zelarino, Non Solo Bacco, Enoteca a Zelarino, Roberta Emanuela Macelleria in via Castellana, Pescheria Blu in via Castellana a Zelarino, Mela Verde Gelateria a Zelarino, Ortofrutta in via Trieste a Chirignago, Ortofrutta mi è capitato in mezzo, come si chiama? Irene, scusate perché non riesco a vedere. Panificio Fratelli Rizzo in via Trieste, l'azienda agricola Don Orione a Chirignago, la cantina del Buon Gusto, Enoteca a Chirignago, Rialto Frutta, questo chiaramente su Venezia, e poi abbiamo come ristorazione Pizzeria Al Vecchio, l'Impronta, pizzeria anche qui a Zelarino, e il Bistrò 55 a Mestre. Questo è un primo elenco. Ovviamente chiediamo a tutti i commercianti che vogliono essere inseriti in questa lista, ci chiamino e avremo ben volentieri, aggiorneremo di giorno in giorno questo servizio che ci sembra molto utile. Poi dico alle persone, questo se vogliamo possiamo passare di argomento, e dico alle persone che ci ascoltano, chi è in quarantena, persone anziane, molto anziane, già oggi noi stiamo facendo un servizio per quanto riguarda le persone che hanno difficoltà e anche qualche problema insomma, di età, eccetera. Facciamo un servizio noi come protezione civile, andiamo a fare la spesa a persone molto anziane, siamo arrivati a servire a 130 circa persone a casa. Poi invece abbiamo un servizio con cui collaboriamo con la Croce Verde, che facciamo fare a loro, per le persone che sono in quarantena e che non hanno nessuno in casa che possa approvvigionare. Allora anche lì noi adesso abbiamo gli elenchi, appena ci danno anche i numeri di telefono cominceremo magari a metterci in contatto appena possiamo, ma insomma se chi è in quarantena che non può uscire e non ha modo di fare diversamente, ecco 041 e vediamo di capire come possiamo dargli una mano, insomma, in questo senso. Anche qui c'è questa attivazione, per quello ci sarà un numero continuo. Poi un'altra cosa che abbiamo immaginato di fare, cominceremo da domani, a dare delle risposte, diciamo le FAQ, le domande più frequenti che arrivano ai nostri centralini. Considerate che il servizio è operativo dalle 8 alle 5 di tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, e di questo vanno ringraziate queste persone che sono sempre molto gentili e a vostra disposizione. Anche su questo stiamo, e questo lo annuncio come semplice annuncio, stiamo organizzando un servizio, ci metteremo, faremo degli accordi, ci sono già delle strutture che stanno facendo questo, un servizio però di aiuto psicologico a delle persone che magari cominciano ad avere dei problemi e stare chiuse in casa da tanto tempo. Anche qua è solo un annuncio, prossimamente vi daremo qualche dettaglio in più su come dobbiamo costruirlo, lo stiamo costruendo in queste ore perché ci vuole un personale specializzato, vogliamo metterci in disposizione con i medici, ovviamente psicologi, con l'ordine loro e con tutte le strutture di livello importante. Poi direi che potremmo dire anche che nel servizio Dime tutti i cittadini possono trovare tutti i servizi che noi svolgiamo, perché nel frattempo, dicevo prima del Tagadà, all'inizio, quando sembrava una cosa comunque ancora non così grave, effettivamente, abbiamo piano piano cominciato a lasciare i dipendenti a casa dove era possibile, poi è intervenuto il decreto che ci ha
addirittura obbligato, cioè ci ha consigliato a utilizzare più che si può, insomma, mano a mano sono stati messi a casa. Attualmente noi abbiamo 1450 dipendenti smart working, cioè a casa, tra l'altro con risultati importanti. All'inizio c'è stato un mix tra le ferie e lo smart working, anche perché si pensava di poter rientrare rapidamente, tant'è che i musei civici li avevamo già riaperti addirittura. E poi invece la situazione dell'epidemia è peggiorata e per cui abbiamo ritenuto opportuno continuare a lasciare a casa più gente possibile. Per cui anche lì credo che le polemiche siano relative, forse per prendere un po' di consenso tra le persone che lavorano in comune, la gente sa benissimo che stiamo lavorando e cerchiamo di farlo meglio che possiamo, poi c'è sempre quello che non gli va bene. Senz'altro comunque col direttore del personale tutte le persone sono state messe totalmente in smart working, tranne qualcuno che è obbligato a venire in comune perché alcuni servizi che sono di primaria necessità li abbiamo messi al minimo, ma devono esserci. Abbiamo poi attivato un sacco di utenze VPN proprio nelle case per poter lavorare con queste persone e lo stanno facendo, tra l'altro devo dire con grande lena, con grande capacità. Stiamo facendo una serie di prove anche telematiche, anche qui, perché abbiamo bisogno di fare un consiglio comunale, per cui è probabile che lo convocheremo in forma digitale, non so se l'ha fatto qualcuno fino adesso, noi lo dobbiamo fare, per cui in qualche modo sarà una prova generale. Oggi abbiamo fatto prove, controprove tecniche con Venice che ci sta assistendo anche adesso. Alla fine penso saremo tutti quanti un po' più bravi a gestire anche queste cose. Tra l'altro la nostra generazione non è esattamente quella digitale dei nostri figli, però ci stiamo attrezzando e magari così costruiamo qualcosa di diverso. Vorrei ricordare a tutti che forse si capisce adesso l'importanza di quel lavoro di cablaggio che abbiamo fatto in tutta la città, proprio tutta, da Lido al centro storico, a Marghera, a Mestre, a tutte le periferie, dappertutto, in tutti i centri, digitalizzando, cioè mettendoci la fibra in tutto. Mi ricordo le polemiche di qualcuno perché avevamo rotto il marciapiede, perché si era tagliata una strada, perché non andava bene. Adesso che abbiamo visto quanto sia importante la rete, ci possiamo tutti rendere conto dell'importanza strategica. Beh, la città di Venezia è finita, abbiamo finito quasi tutto di cablare, quasi tutto, per cui appena il servizio, adesso passerà questa crisi, questo è come posso dire, un avanzamento tecnologico molto importante per poter immaginare, dicevamo, una nuova idea anche di sviluppo, per cui anche nel centro storico, ma anche nei vari posti della città, sarà facile comunicare, creare anche rete, costruire anche aziende nuove che magari faranno dell'e-commerce di fatto una realtà. Questa abitudine che qualcuno comincia ad avere, la comodità a poter ordinare magari in maniera meno frequente, più digitale, può diventare una nuova forma di acquisto e forse quello che noi pensavamo succedesse 20 anni fa, magari succede adesso, non per volontà di nessuno, ma perché poi per costrizione. Può essere che questa comodità qualcuno non la voglia più perdere, magari abbiamo già cominciato a immaginare un futuro che abbiamo tanti sognato da quando eravamo giovani e lo vediamo adesso, parlo del futuro digitale. È chiaro che Venezia su questo potrebbe spendere delle risorse gigantesche, perché è chiaro che a quel punto non c'è bisogno di muoversi perché si muove l'informazione, a quel punto Venezia potrebbe tornare a respirare, ma su questo lo vedremo e vedremo se siamo capaci di anche attirare ancora nuovi giovani, insomma. Ecco, un'altra cosa che ha fatto il virus, l'ho detta ieri, ma voglio dire ai cittadini, ecco, ci ha dato un'ulteriore conferma. Il compianto Paolo Pellegrini, consigliere comunale che è scomparso prematuramente l'anno scorso e che insomma ancora ci addolora il pensiero, però lui aveva proprio con tenacia raccontato e ha voluto che noi facessimo un'esperienza per capire quanti cittadini c'erano nel centro storico, lui veneziano doc da Rialto. Beh, cosa abbiamo fatto quella volta? L'ha fatto a lui, anzi, assieme a Veritas abbiamo tolto tutte le utenze, il consumo dell'acqua. Lui ha detto, misuriamo quante persone realmente risiedono in centro storico dal consumo dell'acqua. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto tutte le utenze intestate a alberghi, ristoranti, tutta la filiera, diciamo, turistica, e Paolo Pellegrini assieme a Veritas avevano scoperto che il consumo medio, cioè il consumo totale di acqua al centro storico, tolte le utenze turistiche e diviso per il consumo medio di una persona di acqua medio, sono quelle statistiche, veniva fuori circa un numero di persone che vivevano in centro storico di circa 100.000 abitanti.
e non i 53.000 che invece sono registrati all'anagrafe come residenti effettivi. Per cui questa cosa, lo spopolamento, va un attimino ripensata, rivista, perché i numeri reali ti dicono che non siamo a 53.000 in centro storico, ma siamo a 100.000. Adesso col coronavirus sicuramente noi non sapevamo, non era certificabile solo le utenze, sai, dici ma i conti li hai fatti giusti. Oggi sicuramente turisti non ce ne sono, non ce n'è uno. Per cui abbiamo rifatto il calcolo e Veritas certifica che sono 100.000 persone, cioè il calcolo globale dell'uso dell'acqua, oggi ci sono soltanto le persone che vivono a Venezia evidentemente, e viene fuori che tra residenti a questo punto e domiciliati sono circa 100.000 le persone in centro storico. Mi sembra una buona notizia comunque. Se non altro ci rendiamo conto che dobbiamo stare attenti anche a guardare bene i numeri. Vado avanti con la scaletta. Ah sì, se andate sul sito di Dime, voi vedete anche tutti i servizi che fa il comune e vedete anche, noi l'abbiamo messo, i servizi che sono aperti adesso, siccome molti hanno pratiche, noi stiamo andando avanti anche con le licenze, con tutto quello che serve da fare, voi trovate, siccome le persone sono a casa, voi vedete l'apertura, scrivete rispetto al pubblico, vedete chiuso al pubblico, quello che è chiuso. Però c'è il numero del contatto telefonico della persona che vi risponderà, in questo caso lui è a casa, però è a tutti gli effetti al lavoro. Abbiamo fatto uno schema, adesso io ve lo faccio soltanto vedere così in mano, non so se si riesce a cogliere, però molto complesso, dove voi vedete tutto quello che può servire. Chiaramente, non so, ci sono lo stato civile, ci sono anche altri invece che sono aperti, dove c'è scritto anche quali sono gli orari di lavoro, gli orari di apertura, ma soprattutto ci sono i numeri e le mail per poter contattare i servizi che comunque continuano del comune, anche in presenza di un lavoro che è particolarmente innovativo, insomma, che abbiamo non soltanto annunciato, ma abbiamo invece già realizzato, perché non sto facendo un discorso di futuro, ma l'abbiamo già fatto. Uno dice, cosa faceva il sindaco? Ecco. Poi vediamo un attimo se la mia scaletta mi aiuta. Ecco, un'altra cosa, un'altra notizia di oggi, per dire, abbiamo prorogato il parcheggio gratuito numero 5 della stazione marittima fino alla fine dell'emergenza. Cosa vuol dire? Per agevolare le persone a una mobilità più sicura abbiamo pensato che l'uso dell'auto stavolta fosse utile e abbiamo tolto, e per cui lo confermo, le strisce blu a Mestre non ci sono, in terraferma non si paga nulla al Comune di Venezia e questo provvedimento non è per solo far risparmiare la gente, ma perché è preferibile in questo caso poter arrivare a Mestre quando serve, ma senza avere un problema di intasamento sui mezzi pubblici. La stessa cosa l'abbiamo fatta per i pendolari, quelli che ci sono evidentemente, che possono essere però anche persone di personale di sicurezza, eccetera, possono andare a parcheggiare al parcheggio che una volta veniva usato dai turisti delle navi da crociera, che attraverso una convenzione fatta con l'autorità portuale e la VPT, il Terminal Crociere, ci ha concesso gratuitamente e per cui insomma c'è una grossa agevolazione a venire a Venezia. Poi abbiamo dato anche, questo l'abbiamo rinnovato e per cui insomma fino alla fine dell'emergenza si può andare. Ci è arrivata poi una richiesta della consigliera comunale che poi appunto avrà le risposte per scritto come è giusto che sia eccetera, però così pubblicamente, siccome probabilmente qualcuno può mettere in giro false informazioni e così via, sappiate che è già il decreto Cura Italia all'articolo 103,6 che dice che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche a uso non abitativo, gli sfratti per capirci, di appartamenti o di negozi sono sospesi fino al 30 giugno, per cui il sindaco non deve fare ordinanze, è già sospeso per legge, per cui ecco, la tranquillizzo la consigliera e soprattutto le persone che magari in qualche modo si sono allarmate sentendo questi discorsi. Nessuno va a mandare via nessuno in questo periodo del genere, poi sarebbe veramente anche sciocco. Poi vediamo se riesco. Avevamo un servizio che faccio vedere sul parcheggio, visto che abbiamo anche il video, se quando mi dite siete pronti io lascerei un attimo la parola e faccio vedere il video del parcheggio al Tronchetto, così insomma è andato oggi per noi l'assessore Venturini che abbiamo utilizzato come report. Prego.
Settimana scorsa abbiamo lanciato insieme alla VTP e al Porto di Venezia questa nuova possibilità di parcheggiare gratuitamente al parcheggio 5 della Marittima per i lavoratori pendolari. Visto la grande utilizzazione che ha avuto e anche l'utilità da parte per i lavoratori pendolari, abbiamo voluto insieme al Porto e VTP prorogare questa disponibilità fino a fine emergenza. Quindi un servizio molto utile per i lavoratori pendolari a ridosso della fermata marittima del People Mover e potrà essere quindi fruito da chi ne ha bisogno. Ringrazio il Porto e ringrazio VTP per aver accolto questa importante richiesta della cittadinanza. Sì, nel frattempo stavo salutando una mamma su Instagram, così sono a casa anche loro, 84-83 anni, perché insomma la preoccupazione ovviamente c'è. Allora, un altro punto che mi sembra importante, così facciamo un attimino di aggiornamenti, ovviamente io continuo a ringraziare le persone, ma non è un modo per dire, è che ci lavoriamo insieme. Lo sanno che li ringrazio, ma lo faccio pubblicamente di fronte ai cittadini. Voglio ringraziare tutti quanti l'associazione tabaccai, tutti i tabaccai per il servizio che stanno facendo, veramente un servizio alla città, perché gli hanno chiuso anche quelle poche macchinette dove prendevano un po' di reddito, insomma sono aperti, ma è una cosa molto importante per tutti, per cui grazie ai tabaccai, ho ringraziato prima gli edicolanti, farò di volta in volta, insomma sono le categorie che poi ci mandano avanti, ci aiutano, insomma aiutano tutti noi. Allora, adesso noi ogni mattina ci riuniamo alle 8:30 per fare un po' il punto della situazione di quello che è successo, per capire se è tutto in ordine, per i servizi che devono agire, eccetera. Sappiamo che abbiamo avuto dei disguidi sui trasporti, poi magari farò un tema apposta domani con calma per spiegarlo. Lì abbiamo dovuto ridurre, prima da decreto legge, la legge ha imposto e la regione ha ottemperato questa riduzione, ma è stato anche obbligatorio visto la dimensione del cambio epocale sulla città, venendo a mancare numeri importanti di turisti, evidentemente abbiamo dovuto ripensare completamente ai numeri e ci sono più di 3.000 persone in cassa integrazione al 50% di ore. Di questo uno dei dati diciamo più pesanti, una cassa in deroga che appunto noi sosteniamo debba essere allungata almeno di 12 mesi, lo chiediamo al governo ovviamente, però nel frattempo noi siamo costretti a tenere purtroppo i motori al massimo che siamo in grado di fare e questo lo dico perché i cittadini si rendano conto dell'urgenza. Lo hanno capito bene i sindacati, devo dire quelli più responsabili evidentemente, che ci sono stati vicini, sono state fatte trattative importanti, sempre in silenzio, non avete visto venire fuori niente sui giornali, ma tutto il personale a rotazione col 50% di cassa integrazione non è una cosetta semplice, non è simpatica, lo dico così per dire ovviamente, ma soprattutto abbiamo bisogno che almeno il governo ci dia la continuità di 12 mesi, perché noi non riusciremo ad aumentare, a tornare alle linee di prima, perché la situazione è oggettivamente tragica. Quando parlavamo dei provvedimenti, magari domani facciamo anche domani o dopodomani una puntata speciale sul discorso dei conti e di quello che stiamo proponendo al governo, è che quantomeno ci confermi per la parte trasportistica almeno il contratto di servizio dell'anno scorso. Dico, per la parte che ci viene a mancare di incasso evidente di una filiera che non si sa quando tornerà a essere attiva come prima, ma io non penso meno di qualche mese, almeno qualche mese, bisogna che il governo si impegni a coprirci quella parte mancante e coprire la cassa in deroga di quei lavoratori ovviamente ben più di 9 settimane. Questo è un impegno che col sindacato ho preso in maniera evidente, ho detto andremo assieme a Roma perché, ecco lo dico ai cittadini però che quando pensano che sia finito tutto, non è che tutto continua come prima, non è la stessa cosa. Per la città di Venezia è stato un colpo durissimo dopo l'acqua granda. Anche a proposito di acqua granda, non sono ancora arrivati i soldi in tesoreria, è stato fatto il decreto della protezione civile, che ringrazio, il dottor Borelli lo ringrazio, perché però in questo momento posso anche capire un qualche ritardo, ci sta, è sotto come un sottomarino anche lui. Stiamo aspettando a giorni che ci arrivi l'accredito nel conto corrente del commissario per l'acqua grande, per cui per dire non è che ci siamo dimenticati di niente, continuiamo appunto a lavorare. Abbiamo già qualche centinaio di pratiche di privati e di aziende già concluso, l'iter è già concluso. Come ci arrivano i soldi giriamo in conto corrente. L'iter concluso vuol dire che queste persone, circa 350 persone o aziende, negozi eccetera, hanno già dato tutti i documenti che servono, per cui come noi ci arrivano i soldi, noi vi rigiriamo con un bonifico e vi teniamo informati e vi diciamo. Agli altri dico, verrà mandata una lettera dicendo, signor Luigi Brugnano, le è arrivato il contributo che lei ha richiesto di 3.000 euro, vada a comprarsi la lavatrice, faccia gli acquisti che deve, che ci ha chiesto di poter sostenere,
con lo scontrino noi le rimborsiamo. Poi magari entreremo anche qui con più calma sui dettagli di come fare questo, intanto credo sia una questione di giorni, dovrebbero arrivarci in cassa i soldi e per cui diventiamo operativi su questo. Dicevo, il rapporto della polizia locale, non finirò mai di ringraziare la polizia locale, che oltre a tutto quello che ha sempre fatto e continua a fare, perché anche l'altro giorno siamo andati in giro per Marghera, su dei luoghi vicino al MOF, che è il centro grossisti di alimentazione, a fianco siamo andati a vedere un po' di cose, perché io quando vado su una cosa vedo anche il resto, e siamo andati a cercare un po' di luoghi di gente, di spacciatori, cose così, siamo andati dentro coi cani, abbiamo perso un po' di tempo, ma abbiamo trovato tanti che stanno abbandonando anche l'immondizia, perché abbiamo dovuto per un problema sanitario chiudere i centri di raccolta. Vi prego, non abbandonate le cose per le strade, noi andiamo anche a toglierle, ma è un peso in più rispetto all'emergenza che già abbiamo. Cioè, li riapriamo fra, penso, 2 o 3 settimane, tenetene un attimo in magazzino sta roba e poi ve la andiamo a recuperare. Per noi diventa un costo enorme dover mandare il camioncino, disinfettare di nuovo tutto, eccetera, perché diventano aree di abbandono. Per cui vi prego veramente, in un momento del genere, ogni fatto non positivo diventa una coltellata. Una cosa che prima uno risolve dicendo vabbè è stato un furbetto che ti punirò, adesso diventa un peso, perché se possiamo evitare di fare comportamenti così, ecco. Oltre a tutto il lavoro che fa la polizia locale, abbiamo dovuto ovviamente ottemperare i decreti, facendo i decreti sulla mobilità, eccetera. Qui pubblicamente voglio ringraziare il prefetto per la grande collaborazione che mi ha dimostrato. Lui è la persona, l'istituzione che è stata delegata dal governo per raccordare, questo da sempre, ma a maggior ragione per il coronavirus, per questa emergenza, deve coordinare tutte le forze dell'ordine. Chiaramente anche nella cabina di regia poi c'è anche la nostra polizia locale. Bene, noi come polizia locale, io posso dare i numeri questi perché questi conosco, però così vi rendete conto. Allora noi ieri abbiamo controllato, quando diciamo controllato si intende chiesto i documenti, chiesto la certificazione del perché uno è in giro. Abbiamo controllato 63 persone ieri e più le 893 che avevamo già controllato fino a ieri, oggi abbiamo controllato 956 persone. Per controllato intendo chiesto proprio i documenti e la certificazione, perché tutti gli altri ovviamente, se vediamo uno col carrello della spesa in coda al supermercato, è che andiamo a chiedere i documenti ovviamente. Non so, andiamo invece a fare tutti i giri, quando vediamo se sono assembramenti e così via, cioè, allora a quel punto lì interveniamo, diversamente no. Però queste sono quelle che abbiamo certificato. Poi abbiamo denunciato ieri una persona, e prima fino a 58, perché a oggi abbiamo denunciato 59 persone. 59 persone perché non avevano il titolo di restare in giro, e se non c'è il titolo di stare in giro state a casa, non è il momento. E poi abbiamo controllato ieri 11 esercizi commerciali per vari motivi, sempre però parlo tutta questa cosa, questi controlli sono legati al coronavirus, non parlo degli altri controlli che continuiamo a fare. E qui abbiamo controllato 11 esercizi commerciali più i 339 che avevamo già controllato, siamo arrivati a un controllo di 350 esercizi commerciali. A proposito di cosa facciamo. E di tutti questi sono stati denunciati in 5, sempre per violazioni legate al coronavirus, per cui non disponibilità di apertura dove non potevano, oppure distanze non mantenute, eccetera. E del lavoro psicologico ho detto, ecco, ripeto, il numero di telefono per urgenze, per emergenze è lo 041 041 e il sito, se volete mandarci email o domande, che poi noi la risposta la diamo alle 4 del pomeriggio su questa trasmissione. Adesso per questa settimana facciamo così, poi vediamo se trova la soddisfazione della gente. Io cerco di dare le risposte più che posso, ma certo non posso andare in giro per la strada, non darei neanche un grande esempio. Magari faremo un giro con la polizia locale, con la telecamera, così facciamo vedere a tutti com'è Burano, com'è Pellestrina, com'è il Tarù, com'è Cassabioni, com'è il centro di Mestre, anche per farci magari, cosa vuoi, un minimo di verifica sulla nostra città. Diamo la disponibilità già adesso pubblicamente a tutti i sindaci, noi ci sentiamo, abbiamo fatto 2 volte, adesso sarà il caso di magari fare un'ulteriore gestione per capire anche lì se hanno bisogno di fare i controlli per le persone che sono in quarantena, se ci sono altre necessità. Noi siamo a disposizione come Comune di Venezia, ovviamente come città metropolitana, che stiamo già gestendo la regia poi della distribuzione delle mascherine, ma forse c'è anche altro. Considerate che quello che ho detto sui trasporti vale per la CTV e anche per la TVO.
sono due compagnie importanti che non si gestiscono solo il traffico di Venezia, ma gestiscono il traffico di tutta la città metropolitana, per cui il tema è veramente importante, non interessa solo quei lavoratori, ma interessa a tutti i cittadini. Su questo speriamo si voglia remare tutti insieme per trovare una soluzione. Speriamo invece che fare sempre distinguo, sediamoci, parliamone, facciamo insieme e insieme speriamo di essere ascoltati dal governo, ma non solo a nome di Venezia, ma anche di tutti gli altri. Considerate che noi ancora stiamo aspettando il comitatone, a parte per la decisione delle navi, la cosa più importante sono i 150 milioni che abbiamo chiesto per la gestione della città. Noi dobbiamo alzare le rive a Castello, dobbiamo alzare le rive nei posti più bassi della città, dobbiamo sistemare ancora le murete a Pelestrina, tutta una serie di attività e dobbiamo finire il Mose. I 150 milioni servono per poter dare ai cittadini veneziani del centro storico, delle isole, un contributo per ristrutturare le fondamenta delle case. Dobbiamo finalmente con quei soldi costruire la fognatura di Venezia, finire di costruire l'antincendio. Non è che questa cosa ce la stiamo dimenticando, noi stiamo continuando con i progetti. Avevamo avuto la parola del governo che avrebbero convocato il comitatone, è ovvio che è assolutamente giustificabile la situazione, però è anche vero che bisogna continuare mano a mano a farsi trovare pronti per il minuto dopo che è finita l'epidemia. Per cui ecco, questa è la sollecitazione che io devo fare come sindaco, non posso non ricordarmi che fra un po' torneranno le acque grandi, le acque alte, e per cui ringrazio il commissario Spitz, ringrazio tutti i lavoratori che continuano sul Mose a lavorare e adesso appena abbiamo un attimo andiamo a vedere anche come stanno avanti le cose lì. Ecco, io direi, come sempre l'ho fatta lunga più di quello che pensavo, prima di salutarvi io vorrei dire due cose molto rapide. Uno, un ringraziamento a tutti i sacerdoti, a tutte le persone anche di tutte le altre confessioni ovviamente, per la compostezza e per l'aiuto vero che danno alle famiglie dirette, ma anche a tutti i volontari, a tutte le persone che di fatto fanno un servizio civico. Penso a tutti gli sportivi, tutte le società sportive che direttamente o indirettamente lo fanno anche privatamente, magari danno un po' di lezioni, danno delle indicazioni, delle cose, per tenere le persone a casa, fare un po' magari di movimento ginnico, cose del genere, ma ognuno fa quello che può. Lo stesso vale per le associazioni culturali, a prescindere dalle appartenenze, dalle idee, non conta niente, ma diventa importante questa solidarietà generale. Se noi facciamo questo in famiglia, magari respiriamo un clima che non sia soltanto, perché la paura può essere interessante, dicevo, perché può attivare dei comportamenti responsabili, però se poi la paura diventa troppa diventa panico, quello è pericolosissimo. Ecco, non c'è motivo, ci rendiamo conto che i dati sono seri, cioè non possiamo fare altro, io non ho i numeri di telefono, non ho i nomi delle persone che sono decedute, ovviamente questo lavoro adesso mi prometto di farlo, anticipo già che chiamerò i familiari di queste persone e daremo anche il giusto onore nel passato questa tragedia per quelli che non sono riusciti neanche a celebrare un funerale o a fare una cerimonia religiosa. Ci rendiamo conto del grande dolore di perdere una persona senza magari neanche poterla salutare. È ovvio che ci rendiamo conto, ma abbiamo anche i bambini e nel frattempo questa cosa dobbiamo riuscire a gestirla assieme, per cui abbiate tutti pazienza, teniamo duro perché questa cosa ce la facciamo. Grazie a quei medici, a quegli infermieri, a quelle OS, a quelle persone che lavorano nei servizi sociali, a quelle persone che lavorano nelle case di riposo, a quelle persone che veramente sono di fronte con la loro faccia, la loro vita e anche con la paura di magari prendere il virus e portarselo a casa loro stessi. Quindi ci rendiamo non solo conto, ma li ringraziamo grandemente di quello che stanno facendo e cerchiamo di tenere in piedi la città anche grazie al loro contributo. Ecco, questo è il senso di una città che mi sembra sia una cosa bella che potrebbe restare a tutti quanti noi. E ai bambini dico l'ultimo saluto, i nonni che stiano a casa, più possibile, state a casa, ecco, proteggetevi. Ai bambini dico, lanciamo adesso un nuovo tema, così gli facciamo fare qualcosa in più oltre a quello che fanno gli insegnanti, che viene prima di tutto. Però lanciamo un nuovo tema ed è questo che vedete adesso, disegna o racconta il tuo sport preferito. Invia il tuo lavoro, appunto andrà tutto bene, @Comune di Venezia, che era quella che avevamo attivato già l'altra volta. Se ve la volete segnare, comunque poi questa trasmissione la potete trovare di nuovo in registrazione, magari facciamo un tweet su questo indirizzo. È scritto disegna o racconta, per cui o lo disegnate, fate un bel disegno di quello che è lo sport preferito, mi fate vedere, lo disegnate come volete voi, oppure ce lo raccontate, lo potete raccontare con un bel racconto, addirittura anche una filastrocca simpatica, oppure con una poesia.
e poi lo raccontiamo in questa trasmissione, lo facciamo vedere e poi chiaramente anche queste cose verranno messe sui siti, le facciamo vedere subito per tutti e quando sarà finita faremo, non so, una grande mostra, una grande raccolta di tutta questa esperienza che credo avrà un po' segnato tutti noi, speriamo anche in bene, insomma, ecco. Io vi ringrazio, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, vi scuso per tutti gli errori che abbiamo fatto, che faremo, e probabilmente però solo chi fa sbaglia. Io sono grato a tutte le forze dell'ordine, a tutte le persone e grazie ancora al Patriarca per la forza che mi dà continuamente. Ringrazio voi per l'attenzione, ci vediamo domani di nuovo alle 4, alle ore 16 sul sito qui di Facebook e anche su Televenezia, che voglio ringraziare ancora pubblicamente per il servizio che di fatto diventa un servizio pubblico che facciamo per tutti. Grazie molte ancora a tutti quanti, buona pomeriggio e buona serata.